La pandemia ha spento i riflettori. Oggi, nel consueto appuntamento con la trasmissione della gente per la gente, parleremo di un tema che ci è vicino, quello del mondo dello spettacolo, un mondo che spesso è un po' una cenerentola. Tutti ne fruiscono, tutti lo anelano, però poi quando ci sono i problemi, dei nostri problemi si parla poco. Oggi invece ne parleremo in questo appuntamento con Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto. Grazie Presidente di stare con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Con Michele Siviero, che è un manager di artisti e ha una propria società per questo. Michele, benvenuto, grazie. Grazie a voi, buongiorno. Poi spero che abbiamo creato la connessione sicura, come si suol dire, con Red Canzian, che saluto, se mi sente e se ci vede soprattutto. No, non lo vedo al momento, allora saluto Davide Bozzato, che è regista, attore teatrale, direttore di teatri. Davide, lei ci sente invece? Buongiorno. Sì, salve, buongiorno, sento bene. Perfetto, e tra poco si collegherà con noi anche Massimo Belluzzo, il rappresentante del mondo dei service, che anche quello è un mondo abbastanza colpito da questa pandemia. Per quanto la parte elettronica, che oggi ci sta un po' creando problematiche, abbia dimostrato quanto in questo momento possa essere valente, ma su questo tema ci ritorniamo tra poco. Io volevo parlare subito con lei, Davide, per avere uno spaccato suo del mondo del teatro. Cosa ha prodotto questa pandemia? Lo sappiamo, ovvero che si è bloccato tutto, ma poi su di voi qual è stata la ricaduta? Pesante, immagino. Ma personalmente penso di parlare di tantissime altre figure del mondo dello spettacolo quest'anno passato, fino adesso è diventato molto difficile da sostenere. 20 secondi per raccontare cosa. Allora, l'anno scorso, durante il periodo di Carnevale, ero in scena come Casanova ai Piombi, alle prigioni a Venezia, all'interno della grande sala dei magistrati. La domenica di Carnevale, il 23 di febbraio, con la prima ordinanza, sono arrivati i carabinieri, hanno sigillato la porta delle prigioni, e da quel giorno il lavoro è crollato, è mancato. Per quanto mi riguarda, ho fatto un po' di spettacoli quest'estate, è stata un'esperienza anche un po' particolare, nel senso che recitare con davanti le persone con la mascherina, distanziati, non è stato semplice. E mi aspettavo, anzi parlo al plurale credo, ci aspettavamo tutti un aiuto. Io e tanti altri abbiamo anche scritto ai ministri, al Ministero, alla Regione, chiedendo di prendere i 7,30 degli ultimi 5-10 anni, fare una forchetta e insomma trovare qualche sistema di sostegno, ma questo non è stato tenuto in considerazione, e chi, come nel mio caso, ha la moglie per esempio che lavora e fa parte del nucleo familiare, non è arrivato alcun tipo di sostegno, ecco. Ho capito, ma a questo punto una breve riflessione. Ne usciremo? Come ne usciremo? Perché qui mi pare di capire che io ho parlato di Cenerentola del mondo produttivo, ma siamo un po' al di sotto della Cenerentola. Siamo alla cenere, siamo. Come ne usciremo? Non lo so, guardi. Io francamente spero in molta unità in questo settore, che per ovvi motivi, essendo un settore molto individualistico, nel senso che ognuno pensa di accaparrarsi la propria parte, no? Quando vai a fare un'audizione. Invece in questo settore sarebbe forse il caso di cercare un'unità per portare incontro con una o due voci sole quello che è questa problematica. Non ho la minima idea come ne usciremo. Io ho vissuto tanti anni in Gran Bretagna, dove ho lavorato. Il grande problema è che non vede prospettive. Tra l'altro, sul tema dell'individualismo, Davide, io devo dire che con me, che faccio parte di questo mondo, sfondo una porta aperta. Se noi abbiamo un grande problema in questo paese, rispetto per esempio alla cultura anglosassone tristemente nota negli Stati Uniti, è che loro riescono a fare squadra, noi purtroppo no. Però la interrompo solo un attimo, poi le ridò la parola, perché so che lei ci deve lasciare per impegni professionali, perché su questo tema volevo sentire il punto di vista del dirigente, quindi del presidente, ancorché giornalista, Giampiero Beltotto. Giampiero, qui la situazione è complessa seriamente. Beh,
adesso non è che ci mettiamo a discutere sul fatto che la situazione è complessa, perché mi pare una ovvietà. Intanto dobbiamo dare tutta la nostra solidarietà al mondo degli attori, dei tecnici, di tutti quelli che in questo anno, per 8 anni, hanno sofferto, perché ci sono state e ci sono sofferenze vere. Il punto è che questo settore si è fatto trovare impreparato. Faccio un esempio, quindi detta la solidarietà vera, tenace, resiliente di tutti a chi non ha avuto aiuto, diciamoci anche un'altra cosa: di fronte a questo mondo impreparato il pubblico ha funzionato, perché se io dopo avrò la possibilità, vi darò i dati della nostra produzione di questo anno, è una produzione importante. Ora, come mai ci siamo trovati soli a produrre? Perché, come mi pare ovvio e scritto nelle cose della storia che stiamo vivendo, i teatri, la cultura, no? Come altri pezzi della nostra società, vanno per i conti loro. Io sto provando a fare, questo teatro, stiamo provando a fare un percorso inverso, stiamo provando a includere, molto complicato, molto complicato, molto più di quello che pensassi, perché qui funzionano i campanilismi, i campanili, ciascuno si sente, come dire, proprietario di pezzi di produzione, e questo determina ovviamente una grande difficoltà. Io ho passato mesi a predicare, stiamo predicando e stiamo anche riuscendo a ottenere inclusività, ma non è facile. In Veneto questa cosa trova delle resistenze importanti da parte di chi si sente povero ma bello. Questo è un aspetto interessante ed è ovviamente, come diceva prima Davide, collegato al tema dell'individualismo. Io parlavo di complessa, Presidente, perché in realtà è più complessa che in altri settori, paradossalmente, perché come vedremo nell'RVM che sto lanciando, la vera tematica del mondo dello spettacolo è che, come dicevo in apertura, tutti ne vogliono fruire, però poi quando si tratta di appoggiarlo per le problematiche alle quali va incontro e che alcune delle quali sono ataviche, sono storiche, in realtà tutti, compresa la politica, spariscono come neve al sole. Prima di proseguire nel discorso volevo fare un cambio nella scaletta, dire a Matteo di mandare in onda il secondo RVM che avevamo previsto, cioè proposta non protesta degli attori durante il Covid, e poi rientriamo a commentare questo servizio filmato. Ovviamente questo nostro grido non è per qui e ora, perché ora c'è un'emergenza di cui siamo tutti consapevoli, è per il futuro, perché dobbiamo pensare, guardare lontano, è un progetto. Uno spettacolo presso gli studios di Roma che sia anche un grido contro la situazione in cui versa il mondo del cinema. Sono intervenuti in tantissimi, alcuni volti li state vedendo, non una manifestazione, ma una rappresentazione che sia anche un grido di dolore e soprattutto di amore per quello che sta avvenendo nel mondo del cinema e più in generale della cultura. Una proposta, non una protesta, che riunisce anche le tantissime maestranze del settore che hanno sfilato sul palco insieme ai volti più noti. Un lavoro silenzioso ma indispensabile a cui è dedicato, pensate, appena lo 0,8% del PIL. Una situazione che con l'emergenza Covid rischia di precipitare e di mettere in profonda difficoltà migliaia di lavoratori dello spettacolo e le loro famiglie. L'obiettivo importante oggi è non tanto chiedersi, è primario, quando tutto ricomincerà, ma questo è il momento per chiederci come ricominceremo. Come dici tu, forse è la prima volta che siamo veramente tutte le categorie coese, unite, proprio per gridare la nostra perplessità, cioè veramente anche di fronte al Covid siamo sempre state l'ultima ruota del carro. Capire quanto ci può arricchire l'arte, quanto ci può arricchire, quanto ci ha arricchito nel passato, siamo il paese forse più amato al mondo per questo, sarebbe il nostro petrolio.
Michele, la chiedo di aspettare un attimo in linea, non ho ancora dato la parola, ma stia con noi per favore, perché volevo parlare di questo RVM con Davide Bozzato prima di doverlo salutare perché ha un impegno. Allora, da un lato il Presidente dice che c'è una frammentazione, un individualismo molto accentuato, ne parlava anche lei. Dall'altro sentiamo questa voce che dice che adesso inizia a esserci uno spirito di corpo. In quale delle due posizioni si ritrova, Davide? Si sta creando una cultura collettiva fra noi del mondo dello spettacolo? Ma mi trovo perfettamente d'accordo con quanto esposto dal direttore. E quello che è stato poi presentato nell'RVM per me è una speranza, è una speranza per il futuro. Guardi, lei prima citava la Gran Bretagna, io ci ho vissuto 15 anni, facevo lì teatro, lavoravo nei musicals tipo Les Miserables, Phantom of the Opera, prima di tornare in Italia. E sono in contatto con i miei ex colleghi. Quando lì è stato chiuso, c'è stato subito un'unione tra gli attori, i registi, i tecnici soprattutto. Senza un tecnico in Inghilterra non accendono, senza che il tecnico dica ok, non accendono neanche una lampadina. Qui purtroppo adesso forse questa scossa porterà. Io sono ottimista di natura, quindi porterà a qualcosa, a una presa di coscienza della quale veramente abbiamo bisogno. Michele, passo a lei e poi saluto Davide che forse ha ancora qualche minuto per stare con noi. Abbiamo visto alcuni punti di vista, volevo sentire anche il suo ovviamente. Michele, lei mi sente, vero? Perfetto. Sì. Voi mi sentite? Sì, la sentiamo. Perfetto. Allora, vabbè, mi riallaccio a quello che hanno detto i miei colleghi perché parlo del settore della musica, in questo caso dei concerti e quindi degli eventi in generale. Credo che manchi in Italia la cultura del mestiere del musicista. Cioè, non è visto come un lavoro stabile. È visto come tanti chiedono, sì, fai il musicista, ma di lavoro cosa fai? E questo purtroppo crea come dire, una poca considerazione per il lavoro che fanno i musicisti, i tecnici e tutto il settore della musica e dell'intrattenimento. Però manca coesione. La coesione. Io per esempio 10 giorni fa sono stato in piazza con i ristoratori perché anche per noi che lavoriamo nella musica, facciamo le serate nei locali e poi queste servono anche per avere lavoro durante l'estate, per le varie manifestazioni, perché la gente ci viene a vedere, gli organizzatori ci vengono a vedere. E quindi ho visto che proprio nel settore musicale manca coesione. E quindi se prima che non troviamo quella non abbiamo la forza di dire la nostra nei momenti duri, cioè di avere un rappresentante che serva nei momenti duri, insomma, come questo. Michele, mi fa sorridere perché io non ricordo la fonte di questa citazione, poi magari il Presidente Beltotto, che come giornalista è sempre informato, magari mi aiuterà. C'era una bellissima citazione che io mutuo dal mondo della pubblicità, dove questo personaggio diceva: non dite a mia madre che lavoro in pubblicità perché penserà faccia il pianista in un bordello. Ora, ovviamente questo noi l'avevamo mutuato e portato nel mondo della televisione, però da quanto ci state portando oggi come esperienze pare che siamo davvero deficitari, non tanto e solo di un'immagine verso l'esterno, ma anche di una cultura nostra come operatori del mondo dello spettacolo, ad avere un gruppo. Quindi, siccome so che devo salutare Davide, prima di dare la parola al Presidente Beltotto, Davide, dobbiamo fare noi un cambio di cultura a questo punto? È fondamentale? La pandemia, perlomeno, se c'è qualcosa di positivo, ci ha insegnato questo? È fondamentale, tutti insieme, pubblico e teatranti, insomma persone dello spettacolo, facciano un cambio di passo, perché non possiamo, bisogna incontrarsi a metà strada.
e quindi per quanto mi riguarda portiamo il teatro già nelle scuole così affinché fin da piccoli i ragazzi possano apprezzare la differenza tra una cosa fatta dal vivo e quello che magari vedono in streaming. Volevo salutarvi e dire a Michele, che ci siamo conosciuti ma tanti anni fa in un altro frangente, per quanto riguarda la musica e i ristoratori, anch'io suono e canto. E proprio ieri parlavo con Stefano Pesce, che è il proprietario del ristorante Al Vapore, per dirgli che ho fatto una proposta alla Regione Veneto, ho fatto una richiesta di un finanziamento a fondo perduto per pagare i musicisti che si esibiscono all'interno dei locali, in modo tale da sgravare la spesa del gestore per quanto riguarda i musicisti. In questo modo si potrebbe avere un rilancio sia della ristorazione che del settore musicale, che purtroppo, concordo con te, per molte persone è ancora considerato, sì vabbè, ma fai l'attore, fai il musicista, ma in realtà che lavoro fa? Ecco, e io mi auguro che oltre alle giuste lamentele che facciamo possiamo anche portare incontro, grazie a queste trasmissioni, a questa presa di coscienza, no? Anche grazie a Televenezia, possiamo portare incontro anche delle proposte che poi vedano anche la luce. Saluto a tutti e grazie ancora, arrivederci. Davide, grazie infinite di essere stato con noi. Nel frattempo spero che si sia collegato Red Canzian. Red, mi senti? Allora, ce l'abbiamo. Per i problemi tecnici che vi dicevo, chiedo scusa, in diretta facciamo tutto ex novo, sto chiamando Red Canzian al telefono perché non riusciamo a fare il collegamento con lui televisivo, quindi vediamo se riusciamo almeno a farlo telefonico, che vorrei sentire dalla sua voce. No, pare che non riesco a connettarlo. Va bene, voi sapete che tra poco, non lasciamelo Irene, tra poco ci riproviamo. Nel frattempo ritorno dal Presidente Beltotto perché anche a lei, Presidente, faccio la stessa domanda. Riusciamo a creare questa cultura collettiva magari accettando proposte come quelle di portare più massicciamente l'arte, la cultura e il teatro dentro delle scuole, quindi fin dai ragazzini raggiungere questo obiettivo di dare un giusto merito e un giusto livello al mondo della cultura e dell'arte? Intanto togliamo il dubbio sulla citazione che è di un pubblicitario francese che si chiama Jacques Séguéla. Sì, però Patrizio, dobbiamo fare la fatica di uscire dal general generico e dalla contrapposizione di stampo sindacalista. Il problema che io pongo è il problema che riguarda l'organizzazione del settore e oggi ci sono alcune domande che sono chiave, no? Ci possiamo permettere tutti questi teatri? Quanto costa un teatro? Chi è capace di gestire un teatro? Perché poi quando il teatro, via di incapacità professionali, viene a costare troppo, allora si chiede in termini drammatici l'intervento dello Stato, del Comune, della Regione. Quindi bisognerebbe procedere a una rivisitazione e bisognerebbe anche procedere a una riprofessionalizzazione di questo settore. Non è vero che un attore è capace di fare il direttore artistico, non è vero che un regista è capace di fare il direttore generale. Non è vero che i contratti che abbiamo sono adatti al momento attuale. Faccio un esempio per tutti. Se io oggi decido o insomma trovo un accordo con una televisione per mandare uno spettacolo in televisione, mi costa 9 volte la giornata di un attore. Questo immagino sia un'eredità degli anni 70. Questo è uno dei motivi per cui il teatro non va mai in televisione. Il teatro non va in televisione e quindi diventa un genere non popolare. Diventa un genere non popolare vuol dire che è elitario. Se è elitario io perdo la cassetta, la cassa, l'ingresso, la bigliettazione, insomma vendo meno. Su questa roba ci vogliamo fare un ragionamento, sì, no? Nella intersezione, nella intersecazione tra generi, senza la televisione il teatro ci perde tantissimo. Negli anni 60, quando la RAI faceva il servizio pubblico, quando la RAI era senza se e senza ma un servizio pubblico, il teatro andava in televisione, dunque il popolo andava in televisione. Scusate, dunque il popolo, oltre che in televisione, andava a teatro.
Sì, tra l'altro la RAI, perdonami Giampiero se ti interrompo, tra l'altro la RAI aveva fatto all'inizio anche dei canali culturali dedicati proprio al teatro, alla musica. No, guarda, li ha anche adesso, Rai 5 funziona alla grande, siamo contentissimi che ci sia, per l'amor di Dio non facciamo polemica, se no si accorgono che c'è e la tagliano. Quindi, no, io ringrazio Dio che esiste Rai 5, che mi ha consentito un mese fa di andare in onda con 2 atti unici da Chekhov firmati Micheletto, in un accordo con la RAI, che mi è costato una cifra. E senza l'aiuto delle camere di commercio che sono socie del nostro teatro, ringraziando Dio sono socie di questo teatro, siamo riusciti a fare l'operazione, altrimenti con i mezzi che ho non ci sarei riuscito. Cioè il problema, Patrizio, è che se adesso riduciamo tutto all'emozione della sofferenza, non abbiamo risolto nulla. E così torno alla domanda. Io ho fatto degli studi umanistici, non ho mai incontrato nel corso dei miei studi la possibilità a scuola di studiare musica e in particolare l'opera. Se noi pensiamo che l'Italia è la patria dell'opera lirica, siamo arrivati al dunque, cioè noi non abbiamo, a differenza ad esempio della Germania, noi non abbiamo una cultura scolastica a supporto. Questo è un tema. Allora, invece dei banchi che hanno le rotelle, se il Parlamento lavorasse attorno a una riforma seria della relazione fra scuola e cultura, probabilmente faremo del bene alla scuola, ai ragazzi, al teatro e forse anche al turismo, chi lo sa. Certo, ma non si può pensare a questo senza pensare al turismo. E quindi l'invito che faccio alla gente del teatro è: ragazzi, giù dalla pianta, basta pensare che la cultura basta a se stesso e si autoregola. Intanto non è mai stato così dai tempi di Mecenate e dell'imperatore Augusto, ma dobbiamo ricominciare ad avere un teatro, una cultura che si mischia col popolo e parla la lingua del popolo. Sono assolutamente d'accordo, soprattutto con la prima analisi, Giampiero, non te lo nascondo, nel senso che essendo un vecchio conoscitore di questo mondo siamo arrivati alla resa dei conti. Davvero a questo punto il protezionismo, perché di questo stiamo parlando, deve avere termine e bisogna guardare in modo reale come stanno le cose. C'è una cosa che tu accennavi e per cui invito a parlare con noi Massimo Belluzzo, che ho visto collegato dal Teatro Goldoni di Venezia, che è particolare, nel senso che se è vero che la crisi ha colpito tutto, quindi anche i service, e lui è il titolare di un service, Z Video, che sta a Treviso, è anche vero che per voi service qualcosa è cambiato anche in positivo, nel senso che prima quello che era in sala adesso diventa digitale e quindi probabilmente le produzioni sono in qualche modo aumentate, quindi un colpo al cerchio e un colpo alla botte, o mi sto sbagliando nell'analisi? No, assolutamente non ti stai sbagliando, Patrizio. Però prima una correzione, sono al Malibran, non al Goldoni, se no il presidente Beltozzo mi ci tira le orecchie. Sì. Sono contento lo stesso, io ho lavorato con Ortombina, che è il sovrintendente della Fenice, quindi sono lieto che ti stia ospitando. Sì, siamo qui perché stiamo facendo le prove luci e oggi ci sono le prove di assieme di un nuovo spettacolo che sarà trasmesso proprio in streaming live, come dicevi tu Patrizio prima, venerdì. E quindi oggi stiamo correggendo un po' le luci sul palco con le telecamere perché dobbiamo adattare quello che è il sistema teatro al sistema video. Ed è questa la grande innovazione che c'è stata, che io posso registrare in questi mesi. Noi dobbiamo dire come attività lavorativa, per noi il Covid, la crisi ha rappresentato in realtà un'opportunità. Probabilmente nel settore spettacolo siamo stati forse gli unici a vedere una curva ascendente, però è stato effettivamente così, lo devo registrare con onestà. Questo perché i teatri chiusi hanno pensato di continuare, per fortuna, la loro attività rivolgendosi all'esterno, al pubblico, attraverso il mezzo video.
Noi ci siamo attrezzati, ci siamo organizzati perché non è facile avvicinare i due mondi. Devo dire che finora cos'era successo? Che quando noi del video, della televisione ci siamo avvicinati al teatro, entravamo in punta di piedi, perché comunque ha ragione il Presidente Beltotto a dire che scusate, ma sto facendo il collegamento con il telefonino mentre ci sono le prove di là. Ha ragione il Presidente Beltotto a dire che è necessario portare una correzione al mondo teatro, io lo posso testimoniare. Fino a pochi mesi fa, quando noi entravamo con le telecamere in teatro, eravamo visti un po' con fastidio, eravamo degli ospiti, quindi dovevamo entrare in punta di piedi, non disturbare troppo, non farci notare e riprendere quello che potevamo riprendere. Ovviamente le cose poi sono cambiate quando siamo entrati noi del video per essere il pubblico, ci siamo messi al posto del pubblico e quindi abbiamo anche noi dovuto cambiare un po' registro, un po' mentalità, non eravamo più gli ospiti del teatro che dovevamo documentare, ma siamo diventati un po' protagonisti a fianco del teatro, abbiamo dovuto creare assieme. E questo ha comportato veramente una grande innovazione. Io devo registrare che, non solo noi ovviamente, ma osservando anche quello che sta avvenendo negli altri teatri, guardando i colleghi, c'è stato un mutamento di linguaggio anche nell'ambito dell'audiovisivo. Perché le telecamere sono entrate sul palco, le orchestre si sono messe in platea, cioè l'assenza del pubblico ha permesso di stravolgere, direi, il sistema che era stato usato fino ad allora. Fino ad allora c'era il pubblico, quindi le telecamere dovevano stare in mezzo al pubblico, non dare fastidio. L'assenza del pubblico ha dato la possibilità di sperimentare nuove forme. E questa è una grande innovazione. Proprio questa si intende, la crisi può essere intesa come possibilità di cambiamento, no? La crisi può essere anche non solo negativa. Questo è un classico esempio di crisi che è un cambio, una rottura, però con un risvolto positivo. Allora, io sono assolutamente d'accordo con te, Massimo, perché la storia ci insegna che i grandi momenti di crisi sono i grandi momenti di cambiamento e di nuove opportunità. Questo non c'è ombra di dubbio. Tu sai che abbiamo la stessa matrice professionale, quindi conosco bene quello di cui stai parlando. Mi è toccato molte volte, anzi, guarda, siccome tu sei più giovane di me, faccio un Amarcord, mi consentirà il pubblico. Quando io lavoravo per Video Delta, prima che diventasse Rete 4, i colleghi della Mondadori, quindi della carta stampata, ci vedevano con odio, perché noi della televisione eravamo quelli che rubavano i soldi e non producevamo nulla di importante. Questo proprio perché in realtà c'è, conseguentemente a un cambio, a una destabilizzazione di quelli che sono i poteri consolidati o determinati matrici, c'è sempre un po' di reticenza. Questa volta la scoppola, se mi passate un termine gergale, è stata pesante, quindi il cambiamento ci è arrivato, volenti o nolenti l'abbiamo dovuto subire. Io ti chiedo, Massimo, di stare ancora un attimo con noi, perché volevo dare velocemente la parola a Michele e poi andare in fascia pubblicitaria, perché volevo sapere, Michele, quanto le nuove tecnologie, questo cambiamento possono essere adeguate al mondo della musica, con tutti i problemi connessi al diritto d'autore e quant'altro. Qual è il suo punto di vista in questo? Il mio punto di vista è che sicuramente la tecnologia aiuta, l'abbiamo visto anche nel quotidiano, perché magari molte persone che magari non vedevano tante cose dal vivo le hanno potute apprezzare attraverso lo schermo, quindi attraverso lo streaming. Però credo che allo stesso tempo questo porti via quel rapporto pubblico-artista che è fondamentale per chi fa l'attore e il musicista. Credo che possa essere una buona opportunità per il futuro, però ha i suoi pro e i suoi contro, come tutte le cose. Sì. Bisogna trovare un metodo. Io infatti da uomo di televisione posso dirvi per esperienza che non puoi mettere un mimo dentro un televisore, un mimo devi lasciarlo per strada, se no perde evidentemente quello che è il fascino. Sì? Mi permetto di dire una cosa, poi il fatto che del pubblico crea anche socialità,
altrimenti rischiamo sperando insomma che il prima possibile finisca questa pandemia, la socialità dello stare insieme e di condividere anche quello che si è visto a teatro piuttosto che a un concerto, piuttosto che al cinema, insomma a qualsiasi tipo di forma d'arte. Poi mi collego un attimo a quello che ha detto il Presidente prima. Bisogna veramente cominciare a fare cultura a scuola, soprattutto nelle fasce proprio dalle elementari medie, perché i bambini, i ragazzi devono sapere cosa c'è fuori dal telefono, cioè ormai nascono col telefono in mano, e quindi un'educazione culturale come c'è all'estero anche in Italia sarebbe una cosa, forse una rivoluzione, direi. Sì, tra l'altro Michele l'abbiamo visto, adesso devo proprio andare in fascia pubblicitaria, l'abbiamo visto in una precedente trasmissione nostra dove parlavamo della scuola e la comparavamo con la scuola finlandese, dove la musica, l'arte, il teatro diventano parte fondamentale di un percorso curricolare, ma non per i voti, ma per la formazione della persona, perché la persona si forma soprattutto con un'ampia visione, con un'ampia prospettiva e quindi con il mondo dell'arte e della cultura. Allora vi chiedo un attimo di pazientare, breve spazio pubblicitario, poi ritorniamo assieme.